il canto 259. Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra, cantate a Lui che l'universo creò, somma sapienza e splendore. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio. Lodate Dio, uno e trino Signore. Lodate Dio, meta e premio dei buoni. Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, per tutti i secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Signore sia con tutti voi. Fu un uomo dalla vita venerabile, benedetto di nome e per grazia, abbandonata la casa e i beni del Padre, desiderando piacere solo a Dio, ricercò la comunione con Lui. Questo è San Benedetto, abate, patrono d'Europa, primo patrone d'Europa e padre del monachesimo occidentale, una figura di santità grandiosa alla quale oggi guardiamo con ammirazione e chiediamo il suo aiuto per questa nostra Chiesa che ha tanto bisogno di santi, per questa nostra Europa che ha bisogno di Dio e della sua pace, per celebrare degnamente l'Eucaristia. Il Signore, il Padre, ci doni il suo perdono. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo.
O Dio, che hai costituito il Santo Abate Benedetto, maestro e insigne di coloro che dedicano la vita alla scuola del servizio divino, concedi a noi di nulla anteporre al tuo amore, percorrere con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento, se averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete come buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Gustate, vedete. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete che buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Alleluia, 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 alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, che cosa ne avremo? Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che avete seguito
mi avete seguito. Quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, approfittiamo della celebrazione liturgica di San Benedetto da Norcia per ricordare questa grande figura di santità nella Chiesa che tanto ha segnato i tempi e anche la storia della nostra Europa. San Benedetto, le rondini sotto il tetto. Una volta si diceva così quando si celebrava la festa di San Benedetto il 21 di marzo, primo giorno di primavera, e quella celebrazione simboleggiava anche la novità e la ricchezza spirituale che San Benedetto aveva portato nella Chiesa e nel mondo con la persona, con la sua e con il suo ideale di santità. In un momento, sappiamo, difficilissimo, segnato dalla fine dell'impero romano e dalle molte rovine prodotte dalle invasioni barbariche. Mentre Roma e il suo dominio politico e amministrativo finivano, restavano però la sua cultura e la sua civiltà, un patrimonio davvero grande, però a rischio di completa rovina. Fu San Benedetto con i suoi monaci la vera provvidenza a salvare quanto di buono ancora si poteva salvare. Per questo Papa, Santo Papa Paolo VI, 1964, durante il Concilio Vaticano II, proclamò San Benedetto patrono speciale, principale dell'Europa e salvatore della civiltà occidentale, della storia della Chiesa. Benedetto è ricordato soprattutto come fondatore e padre del monachesimo occidentale, al quale seppe dare un'impronta e una fisionomia singolare, sintetizzando in quel motto celebre il suo programma: ora et lavora, prega e lavora. Benedetto, fratello gemello di Santa Scolastica, nacque nel 480 nella città umbra di Norcia, dalla famiglia nobile degli Anicia. Morte dei genitori, i due fratelli sono mandati a Roma a completare i primi studi, ma Benedetto è sconvolto dalla vita dissoluta della città, come scrive San Gregorio Magno, e abbandona la casa e i beni del padre e si ritira sui monti Simbruini a continuare gli studi. A 20 anni Benedetto, assetato di conoscenza e di contemplazione, si fa calare da un suo amico eremita in una spelonca nella zona di Subiaco e lì trascorre 3 anni di isolamento, riuscendo però a impedire che
la fama del suo comportamento, del suo eroismo si conosca ovunque. Assai presto un gruppo di giovani andò a chiedere a Benedetto di condividere con lui la vita di silenzio e di preghiera e sorge così la prima comunità benedettina, perseguitati da alcuni facinorosi. Benedetto con i suoi compagni Placido e Mauro presero la via di Cassino, andando a fermarsi sulla sommità di una collina piena di rude di templi pagani, e qui fissano la loro dimora e qui mettono le basi del primo monastero benedettino. Lo stesso Benedetto ne tracciò le fondamenta dell'abitazione che diventerà poi il modello di tutti i monasteri che verranno costruiti un po' ovunque. Un edificio chiuso ai quattro lati come una fortezza dalla luce dell'alto, come un recipiente che raccoglie il dono di Dio per poi portarlo ai fratelli. Qui a Cassino nacque la prima regola benedettina che si ispira alle grandi regole monastiche orientali di San Basilio Magno, di San Pacomio, di Sant'Antonio, invitando tutti i suoi monaci a non anteporre mai nulla all'amore di Cristo. E questo è il programma. Era nato il monachesimo benedettino, destinato a diventare un'Europa spaurita e confusa dal caos, a seguito delle invasioni barbariche. Benedetto muore a Cassino il 21 di marzo 587, circa 40 giorni dopo la morte della sorella Scolastica, con la quale ebbe comune sepoltura. Miei fratelli, ecco qualcosa che ci ricorda l'immagine di questo grande santo. Lo ricordiamo volentieri con la Chiesa, ricordiamo la sua santità e la sua intraprendenza nel cammino dei santi e preghiamo il Signore che non faccia mancare i suoi santi, perché di questi abbiamo bisogno, perché questi sono i veri costruttori di quella civiltà che non muore. Così è stato per Benedetto. Vivere uniti a Cristo è il segreto di una vita feconda e felice. Benedetto da Norcia, innestato nella vera vita del Vangelo, ha dato frutti che ancora oggi fanno sentire la loro fragranza in tutto l'Occidente. Preghiamo insieme. Salva il tuo popolo, Signore. Il tuo popolo, Signore. Dalla tua Chiesa salga a te la lode perenne, fatta di preghiera e di servizio, di liturgia e di vita. Ti preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. I popoli d'Europa sappiano vivere concordi tra loro, diffondendo pace e progresso tra le genti. Preghiamo. Gli ordini monastici e religiosi
siano sempre ricchi di vocazioni, come piante vigorose e feconde. Preghiamo. I tuoi figli ti offrano la primizia del loro tempo, dosando saggiamente preghiera e lavoro. Preghiamo. Tu che disponi tutto con saggezza, quando viene il momento della potatura, rendi ognuno di noi docile tralcio nelle tue mani. Ti preghiamo. O Dio, che per la potenza del tuo amore ci hai inseriti nel mistero di Cristo, non permettere che ci separiamo mai da te, ma diamo frutti di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita e benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sento il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nella festa di San Benedetto e fa che sul suo esempio cerchiamo te solo per meritare nel tuo servizio i doni di unità e della pace per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Benedetto ci offri un esempio, nella comunione con lui, un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede e insieme proclamiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo,
Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie ai resi degni di sua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Benedetto e tutti i santi che sono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Non abbandonarci ma liberaci, Signore, dai mali, concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, colui che è stati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 344. Noi annunciamo la parola eterna, Dio è amore. Questa è la voce che ha lasciato i tempi, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio luce, in lui non c'è la notte, Dio è amore. Noi camminiamo lungo il suo sentiero, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Noi ci amiamo perché Lui ci ama, Dio è amore. E primo diede a noi la vita, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.
Preghiamo. O Signore, che ci hai dato il pegno della vita eterna, fa che seguendo gli insegnamenti di San Benedetto celebriamo fedelmente la tua lode e amiamo i fratelli con carità sincera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tutti una bella giornata e San Benedetto ci protegga. Numero 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.